Buonasera, ultima puntata della settimana della nostra analisi. Oggi abbiamo in studio il consigliere regionale di Fratelli d'Italia ed esponente della Commissione Autonomia e Riforme, Matteo Sanna, benvenuto. Buonasera. Con il quale parliamo innanzitutto di finanziaria, perché questi sono momenti importanti. Siete partiti bene in Consiglio regionale con il taglio dell'IRAP, misura che è stata accolta con soddisfazione da centrodestra e centrosinistra, ma anche dal mondo delle imprese. Poi è arrivato però questo scontro sul rifinanziamento della cassa integrazione, cioè il rischio di lasciare a casa 30.000 persone e rispettive famiglie, insomma, come intendete ovviare? Beh, intanto si è trattato di un grande risultato, unico nella storia dell'autonomia della Sardegna, e questo dimostra che quando la politica mette da parte, adesso, stiamo parlando dell'IRAP ovviamente, mette da parte la casacca di parte, riesce ad ottenere in maniera congiunta dei risultati che poi possono avere delle ripercussioni importanti, positive sull'intero territorio regionale. Chi pagava 10.000 euro di IRAP oggi con questa misura ne andrà a pagare solo 3.000. Questo è il rapporto. Certo, è un anticipo anche delle agevolazioni addirittura che superano ciò che la zona franca prevedeva diciamo nella bozza iniziale. Ci sono altre battaglie da fare, una importante, imminente, sarà quella della riduzione delle accise dei carburanti, anche questa è una grande sfida. Quindi si pagherà meno la benzina. Certo, noi stiamo lavorando su questo e a breve approveremo un provvedimento in Consiglio, spero che ci sia unanimità anche su questo. Per quanto riguarda invece la nota dolente che lei ha appena citato, quel riferimento alla cassa di integrazione e soprattutto a tutti quegli strumenti, ammortizzatori sociali che garantiscono comunque una sorta di sussidio a chi purtroppo ha perso il lavoro, e sono tanti in Sardegna in questo momento. E aumentano in continuazione. E aumentano e sono destinati ad aumentare se non si interviene celermente con strumenti appunto come quello dell'IRAP e altri strumenti come quello del carburante. Dicevo, noi adesso affronteremo nei prossimi giorni anche il collegato alla finanziaria, quindi cercheremo anche all'interno del collegato della finanziaria di trovare delle soluzioni, soprattutto per far fronte a questo vuoto che si è venuto a creare per questi, diciamo, meno fortunati cittadini sardi che hanno perso il posto di lavoro. Quindi lei ci dice che si interverrà subito? Si interverrà comunque subito, certo. Che servono, se non sbaglio, una sessantina di milioni. Circa 60 milioni di euro. Ora noi comunque abbiamo anche delle notizie positive, nel senso che vi è stato un confronto anche a Roma con il Ministro, e ce ne saranno degli altri nei prossimi giorni proprio su questo tema della cassa integrazione. Che dovrebbe pagare lo Stato in sostanza. Certo, noi stiamo aspettando che lo Stato ci dia l'ok per poter anche anticipare, se non altro, una parte di queste importanti risorse. Certo. Avete approvato, sempre all'interno della discussione sulla finanziaria, una serie di emendamenti che forse qualcuno dice erano meno prioritari rispetto a questo sulla cassa integrazione. Ad esempio, citiamo quello più clamoroso che riguarda 1 milione di euro per la produzione di dentiere per i bisognosi. C'è stato chi, come il sardista Giacomo Sanna, ha detto che si tratta di un regalo a chi le produce, insomma, non proprio ai poveri. La domanda è: quanto c'è di elettorale, di elettoralistico in questa finanziaria? Intanto il progetto Overdent, così si chiama, presentato fra l'altro dai consiglieri del centrosinistra, è un emendamento dei consiglieri del centrosinistra, Gian Valerio Sanna, Sabatini e altri, ed è un emendamento approvato dal Consiglio regionale con alcune astensioni e anche dei voti contrari, che è passato perché non riguarda un privato, non è vero che riguarda un privato, riguarda il Policlinico di Cagliari, è un progetto che si chiama Overdent del Policlinico di Cagliari, che è un progetto anche di ricerca per, fra l'altro, migliorare anche la specializzazione di alcuni studenti e soprattutto per migliorare la qualità del prodotto che poi viene utilizzato sui pazienti.
Ma servirà a far pagare meno le dentiere a Ma chi non ha soldi? noi abbiamo intanto ottenuto che fosse dimezzato rispetto all'emendamento, quanto chiedeva l'emendamento, a 1 milione si è 1 ridotto, milione. e questo 1 milione verrà utilizzato ai fini sperimentali e scientifici per questo progetto, e dopodiché abbiamo deciso di intervenire anche dando dei fondi alle ASL, lo faremo a breve, per appunto il problema che non è da poco dei denti in Sardegna. Veniamo alla parte delicata che riguarda i tagli, che saranno presenti, i tagli, insomma, la spending review, diciamo, i provvedimenti spending review saranno nel collegato. Ci sono alcune questioni spinose che riguardano il territorio in cui lei è stato eletto, la Gallura. Province e ASL ad esempio, Certo. che succederà? Province... Intanto ci tengo subito a dire questo, per quanto riguarda le ASL, e il Presidente Cappellacci lo chiarirà anche, credo, in questi giorni ad Olbia, non c'è alcun taglio relativo alle ASL, non ci sarà nessun accorpamento con l'ASL di Sassari, è stato purtroppo frainteso il Presidente. Io credo che parlare di riforma delle ASL non significhi parlare soprattutto di accorpamento. Il Presidente dice e ha detto questo nei suoi interventi. Si è soffermato soprattutto sul fatto che occorre razionalizzare la spesa, cioè l'idea è quella di creare un centro unico d'acquisti o 2 centri unici d'acquisti in tutta la Sardegna per evitare che ogni ASL si faccia la propria gara, e questo portando a delle diseconomie. Cioè, per evitare che una siringa costi 50 a Sassari e 100 a Cagliari. Cagliari, per evitare questo in termini molto pratici. Per quanto concerne le province è chiaro che noi abbiamo un termine ultimo che è il 15 di giugno, e dentro il 15 di giugno le province regionali, quelle abrogate con referendum popolare, verranno abrogate e quindi commissariate. Questo è l'iter che è stato intrapreso. Per quanto mi riguarda, io sono un sostenitore del fatto che tutte le province dovevano essere abrogate, in linea anche con quanto asserito nelle dichiarazioni programmatiche dal nuovo Presidente del Consiglio Letta. Quindi ciò che si fa a Roma lo si deve poi proiettare anche in Sardegna, con una differenza: che occorre una legge di rango costituzionale per quanto riguarda le altre 4 vigenti. Comunque e spero che lo Stato ci dia una mano. È scontato che quelle regionali saranno soppresse. Ormai questo processo credo che sia ormai addirittura d'arrivo. Ma per quanto riguarda invece la struttura della ASL, lei ha detto che non c'è accorpamento, ma insomma qualcosa accadrà. La struttura ASL con tutti i suoi impiegati, tutto il suo apparato burocratico, che fine fa? Beh, la struttura ASL rimarrà. Resta. La struttura ASL rimarrà. Però avrà altri, io ad esempio, struttura organizzativa. Ma io ad esempio non ho alcun problema nel dire che anziché avere 8 ASL come ci sono in Sardegna oggi, con 8 direttori generali, con 8 direttori amministrativi, con 8 direttori sanitari, poi se non consideriamo le aziende universitarie, ospedaliere, anche esse con direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, si potrebbe incidere anche su queste nomine, nominando anche dei super manager che sovrintendono anche a più ASL, lasciando la direzione generale ovviamente, e soprattutto utilizzando anche le risorse interne all'interno della ASL, cioè dipendenti bravi, assunti con pubblico concorso, dirigenti, che potrebbero tranquillamente ricoprire a costo non dico zero, con un'indennità comunque giusta, incarichi di vertice. Che fine faranno i consorzi industriali? Oggi la Confartigianato in Gallura parla di modello superato ed e si rivolge al CIPNES. Dice la Confartigianato che le aziende ormai vedono questi consorzi come dei concorrenti perché puntano a coprire i loro costi di gestione trasformandosi in imprenditori. Qual è la sua opinione? E si genera una concorrenza cosiddetta sleale. Questo è accaduto con le aziende in house e oggi sta accadendo con alcuni consorzi. Questa è un'opinione, io concordo con quanto asserito oggi dalla Confartigianato sui maggiori quotidiani, sui maggiori mass media dell'isola. Io per quanto mi riguarda ritengo che una riforma sia necessaria anche dei consorzi industriali. I consorzi industriali vanno affidati e le competenze dei consorzi vanno affidate a quei comuni nei quali territori il consorzio opera.
È ovvio che è diventato uno strumento molto importante, è un organo molto importante, invasivo in alcuni casi, sia per quanto riguarda le competenze, anche la querel ultima sui rifiuti del CIPNES di Olbia, certo, sul percolato della Sicilia, la dicono lunga su come comunque siano delle isole amministrative all'interno di un'altra isola amministrativa, che è il comune. Capisce chi decide e spesso, cosa. certo, e questo genera confusione e genera anche delle frizioni di tipo politico come quelle che sono accadute appunto nel caso del percolato. E sono problemi che vi siete posti? Sono problemi che stiamo ponendo. Vi è una proposta di riforma dei consorzi industriali che è ferma in Commissione Industria, che prevede appunto il dimezzamento e con la trasformazione delle stesse in agenzie regionali. Io ritengo che comunque va data priorità agli enti locali. In un momento di grande crisi come questa, di grandi difficoltà per gli enti locali, io credo che quelle competenze, quelle risorse finanziarie, quelle risorse umane potrebbero essere, secondo me, allocate nei bilanci del comune. Un'altra cosa, sta facendo molto discutere questa norma antiterremoto che arriva da Roma, che prevede lo svuotamento delle dighe anche nella nostra isola. Oggi il governo ha un po' smorzato la polemica dicendo che il caso comunque andrà valutato viste anche le specificità dell'isola, però messa così sembra un'autentica follia, se ricordiamo insomma, i gravi periodi siccitosi che hanno costretto parecchi sardi a dilazionare. Certo, io voglio dire questo, intanto è chiaro che l'acqua è un bene preziosissimo e in Sardegna, soprattutto la Sardegna che ha vissuto momenti di grave siccità e di grande siccità, questa è un'annata straordinaria per le piogge, per le precipitazioni che ci sono state. E io ritengo questo, intanto c'è stata un'interlocuzione con il sottosegretario, so che l'assessore all'agricoltura si è già attivato per un incontro imminente con il ministro dell'agricoltura e con il ministro anche delle infrastrutture, dei lavori pubblici. Io ritengo che la Sardegna passi indenne da questo tentativo, insomma, da questa imposizione. Certo, altre zone ovviamente bisognerà riflettere, in Italia rifletteranno, ma la Sardegna per fortuna ha altri problemi, ma non questo, che comunque è un grosso problema per chi lo vive. L'impressione è comunque che queste decisioni calino un po' dall'alto senza come capire sempre, bene su quale territorio vanno a ricadere. Perché spesso è la burocrazia che attraverso studi, attraverso anche spesso frettolosamente, porta diciamo davanti al tavolo del ministro di turno provvedimenti che spesso né il ministro né tantomeno lo staff del ministro conoscono. E ce n'è un altro che vorrei citare, che è quello della continuità territoriale, perché il presidente dell'ENAC Riggio ha pensato che insomma, la soluzione migliore sarebbe abolirla e lasciare tutto in mano al libero mercato, e ci viene in mente quello che è successo nei collegamenti marittimi quando la Tirrenia è stata spezzettata, insomma il cartello tra gli armatori privati è nato e abbiamo pagato di più. Il monopolio privato, l'ho sempre detto, è peggiore del monopolio pubblico, perché comunque il monopolio pubblico e il controllo del pubblico all'interno ovviamente porta ad una sorta di calmiere dei prezzi e quindi un controllo anche dei servizi. Quando i servizi appunto come questo delle navi o come quello degli aerei arrivano ad essere amministrati solo esclusivamente da pochi vettori che si mettono d'accordo, si arriva al monopolio privato e quindi succede quello che è successo con le navi. Continuità territoriale per tutti o solo per i sardi? Ma io sono per la continuità territoriale per tutti, la ritengo discriminante nei confronti anche dei turisti, non è un biglietto da visita. Anche nella gara che poi andò deserta e che passò nella commissione che io presiedevo per il parere appunto di competenza, io dichiarai che ero per una tariffa unica per tutti, una tariffa unica per tutti uguale a gennaio così come ad agosto, perché credo che comunque la Sardegna deve essere anche un'isola dell'accoglienza e noi dobbiamo fare del turismo il nostro unico ormai volano che ci rimane e non possiamo farlo discriminando chi è sardo da chi non è sardo. Perfetto, grazie a Matteo Sanna per aver partecipato all'analisi. Grazie a voi. Tempo è terminato, grazie a tutti, noi ci risentiamo la prossima settimana, lunedì prossimo, buona serata. Grazie.